Politiche 2018, manca ancora l'ufficialità per il proporzionale, ma si sta delineando il nuovo volto del Parlamento targato Veneto. La Lega fa la parte del leone a Roma. Il crollo del Partito Democratico alle politiche. Ieri sera il segretario Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni, una nuova fase congressuale, ma solo dopo le consultazioni e la formazione del nuovo governo. L'addio di Sappada al Veneto. Zaia ieri a 20:10 risponde ai cittadini che gli chiedono di bloccare il passaggio. Se mi portano il 50% più 1 delle firme vado alla Corte Costituzionale. Duplice omicidio di Cison, l'autopsia sui corpi dei coniugi ha evidenziato come l'assassino abbia infierito in particolare contro il marito. Entrambe le vittime hanno cercato di difendersi. Gli scontri nel derby Vicenza-Padova dello scorso 27 gennaio, decine le perquisizioni in corso da questa mattina da parte della polizia tra gli ultra biancoscudati. Attentato alla moschea di Padova, identificato e denunciato dai carabinieri il responsabile, il 57enne incastrato dalla tessera elettorale usata per appiccare il fuoco. In atteso il blitz di Moreno Morello, inviato di Striscia la Notizia da Antena 3 nello studio della Voce del Mattino. Nel mirino l'ospite imprenditore Maurizio Sarlo, fondatore del comitato organizzatore etico per un mondo migliore. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Allora, dopo le lunghe maratone di questo weekend, concluse di fatto ieri sera con il doppio appuntamento di 20:10, rivedremo tra poco anche Luca Zaia il commento su questo 4 marzo e poi Ring, cerchiamo di tracciare un bilancio, di vedere chi sono dunque i nuovi eletti che andranno a comporre questo nuovo Parlamento. Calcoli da matematici accademici per delineare il nuovo volto del Parlamento targato Veneto. La legge elettorale Rosatellum infatti non ha reso facile definire gli eletti al proporzionale. Così, se sono sicuri i 28 collegi uninominali, non c'è ancora l'ufficialità per gli altri candidati dei cosiddetti listini bloccati. Ma in linea generale questo è il quadro che si sta delineando. 24 i senatori, 9 del Carroccio, 5 di Forza Italia, 4 del Movimento 5 Stelle, ancora 3 del Partito Democratico, 2 di Fratelli d'Italia e 1 di Noi con l'Italia. 50 invece i deputati veneti pronti a fare le valigie per l'insediamento del 23 marzo a Roma. Ci sono sempre gli esponenti del Carroccio, in numero maggiore con 23 onorevoli, 9 di Forza Italia, 8 del Movimento 5 Stelle, 7 del Partito Democratico, 3 di Fratelli d'Italia. E a proposito di calcoli, Daniela Santanchè, candidata sia in Veneto che in Lombardia, prende il collegio di Milano al suo posto Adolfo Urso. Il simbolo della battaglia contro la violenza alle donne, l'avvocato Lucia Annibali, conquista il seggio di Vicenza. Il ministro Marco Minniti, in corsa sia a Salerno che a Venezia, conquista quello campano e in Veneto subentra Sara Moretto e Nicola Pellicani. Tra volti nuovi e riconfermati qualche curiosità: 8 le donne che dovrebbero sedere tra i banchi del Senato, 17 alla Camera dei Deputati. Minniti e Boldrini tra i ripescati così definiti. Citava Minniti, era candidato all'uninominale anche in Toscana, lo citava proprio Matteo Renzi nel corso della conferenza stampa ieri nel pomeriggio, quando ha annunciato quelle dimissioni, sì, ma non subito, in attesa appunto della formazione del nuovo governo. Così Matteo Renzi, sentiamolo. Mi pare che abbiamo riconosciuto con chiarezza che si tratta di una sconfitta netta, quella delle elezioni politiche di ieri, una sconfitta che ci impone di aprire una pagina nuova. E in questa campagna elettorale noi siamo stati sin troppo tecnici. È come se non avessimo mostrato fino in fondo l'anima delle cose fatte e soprattutto di quelle che volevamo fare. È ovvio di conseguenza che io lasci, dopo questo risultato, la guida del Partito Democratico e, come previsto dallo Statuto, ho già chiesto al Presidente del PD, Matteo Orfini, di convocare un'assemblea nazionale per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamento del nuovo Parlamento e della formazione del governo. Perché? Intendo con questa tempistica essere particolarmente chiaro. Non credo che sia possibile evitare un confronto vero dentro il PD su ciò che è accaduto in questa campagna elettorale, in questi mesi e in questi anni. Noi siamo un partito democratico, abbiamo fatto tanti congressi, sarà il caso di farne uno serio e risolutivo.
E poi a proposito di crisi nel Partito Democratico abbiamo sentito Gigliola Scatolin, che fino a poche ore fa era segretario metropolitano del PD a Venezia e ha scelto la via delle dimissioni, tra l'altro in aperta polemica con il PD. In aperta polemica con la segreteria nazionale del PD si dimette la segretaria metropolitana Gigliola Scatolin. La segreteria nazionale, a mio avviso, per quelli che è stata la mia esperienza, pur avendo delle enormi potenzialità, ha mancato in questo periodo di valorizzare la struttura partito, e questo poi si è visto anche nel ruolo che potevamo avere noi segretari provinciali e regionali, cioè qui lo devo dire, non abbiamo quasi toccato palla nelle candidature. Non voglio dire che le candidature erano sbagliate, dico che questo non crea comunità e tutto quello che può portare una comunità. Occorreva pensare meno a se stessi e più al partito, osserva amaramente Scatolin, serviva ascoltare di più i circoli sul territorio e meno i cerchi magici. Ritengo che Matteo Renzi dovrebbe dimettersi, perché la politica fatta bene è anche generosità. Questo non significa sparire, come ho detto io in altro ruolo ci sarò, però questo è anche riconoscere gli errori, perché senza riconoscere gli errori non si fanno passi in avanti, si mettono solo delle toppe. Sulla stessa linea il sottosegretario uscente all'economia Pierpaolo Baretta, sfortunato candidato al collegio uninominale di Rovigo. Io penso che sarebbe opportuno, doveroso che il segretario del partito nazionale mettesse a disposizione il suo mandato. Questo fa parte, come dire, dell'etichetta politica di fronte a un risultato come questo. Autocritica invece da Nicola Pellicani, che invita ad aprire una riflessione su cosa abbia portato il centrosinistra veneziano al risultato più basso della sua lunga storia. È venuta meno, secondo me, una relazione con gli elettori, è questo che dobbiamo ricostruire, un rapporto, e questo è un lavoro lungo che però dobbiamo cominciare a fare assolutamente da domani mattina. Cambiamo versante, ovviamente umore, quindi la Lega che invece festeggia il risultato ottenuto, gli eletti del Carroccio nel Parlamento adesso hanno un obiettivo davanti ovviamente che è quello dell'autonomia, vediamo. La Lega nella Marca trevigiana esce vincitrice dalle elezioni conquistando all'uninominale alla Camera 3 collegi su 4 e quello al Senato. Un risultato sognato e che ora si è concretizzato. Al K3 nella conferenza stampa del post voto ci sono i vertici del Carroccio insieme agli eletti al Parlamento. In campagna elettorale sinceramente andando a parlare con la gente e parlandoci appunto di persona si sentiva quella che era il disagio e ho avuto comunque anche persone che non erano della Lega, ma che comunque erano sostanzialmente all'opposizione, ecco, rispetto a quello che era il pensiero della Lega, dicendo questa volta comunque anche perché ci sei tu Ingrid voteremo Lega. Equilibri nel centrodestra ora da rivedere alla luce del risultato del Carroccio. La Lega, primo partito di una grande coalizione di centrodestra, la Lega esprimerà il capo del governo e io auspico sia il nostro Matteo Salvini. Il centrodestra è la coalizione che ha avuto la maggioranza relativa, per cui noi ci aspettiamo che l'incarico venga dato a Matteo Salvini. Resta un rischio governabilità, ma alleanze con il Movimento 5 Stelle per i leghisti sembrano molto lontane. Io ritengo assolutamente di no, perché siamo troppo distanti dai 5 Stelle, a partire dal fatto che loro per far ripartire l'Italia credono di regalare soldi con il reddito di cittadinanza e vari ed eventuali, invece per noi l'Italia deve ripartire in altra forma. Chi volesse, immagino, condividere il programma della coalizione deve passare attraverso appunto questa organizzazione. Ora per gli eletti a Camera e Senato sotto la bandiera della Lega resta una missione: portare avanti il progetto autonomia. Dobbiamo impegnarci per l'autonomia, dobbiamo essere i partner della Regione e della Lega del Veneto nel grande progetto dell'autonomia e portare a Roma le istanze del nostro territorio. Spero che il Presidente della Repubblica dia l'incarico a Salvini, così Luca Zaia ieri sera in un'intervista esclusiva ad Antenna 3 era ospite a 20:10, ha parlato ovviamente di questa tornata elettorale, ha ribadito la sua intenzione di restare in Veneto, anche
dovesse appunto arrivare mai una richiesta per un ruolo a Roma. E il Presidente ha parlato anche dell'addio di Sappada, che come ricorderete si è trasferita in Friuli Venezia Giulia. Ci sarebbe più di qualche richiesta da parte di cittadini pentiti proprio all'indirizzo del governatore Zaia, che così risponde. Faccio sempre l'appello a Sappada, posso farlo. Ah, cioè fa l'appello tornate? No, ma a parte il fatto che le porte sono sempre aperte, si figuri, cioè, io sono tempestato di telefonate dei sappadini che sono pentiti, però io dico una roba. No, non ci credo. No, guardi, glielo garantisco. Vado a parlare ad esempio con gli agricoltori, con le associazioni. Sono pentiti? Ma guardi che Sappada, mi assumo la responsabilità di quello che dico, non è andata in Friuli Venezia Giulia, è andata in Carnia. Vabbè, adesso se ne stanno sempre parte. Sì, ma se ne stanno guardi, glielo dice uno che ha fatto anche una tesi universitaria sulla Carnia. La Carnia è una realtà a sé, sì, con dei servizi a sé e insomma è una bella scarpinata per arrivare diciamo in una località dove cominci a avere servizi. È sempre i confini dell'impero, dice in qualche maniera? Ma di più. Faccia le strade del Veneto per arrivare a Sappada, faccia le strade del Friuli Venezia Giulia per arrivare a Sappada, poi ce la raccontiamo. Questo è interessante però come lettura. No, guardi, io dico una cosa, ma guardi, senta, Pieve di Cadore, che è l'ospedale più vicino che hanno del Veneto, che purtroppo per loro da quando sono in Friuli sono fuori regione, quindi non hanno neanche più la priorità sulle liste d'attesa, Pieve di Cadore è a 20 minuti da Sappada. Sappada oggi, per trovare un ospedale a livelli di Pieve di Cadore, si fa minimo un'ora di strada e pregar Dio che non piova e che non Mi dice... caro Matteo. No, volevo dire su Sappada, scusi, l'appello che faccio, mi chiedono in continuazione di fare ricorsi avanti alla Corte Costituzionale e bloccare tutto. Se i sappadini mi portano il 50% più uno della firma, con una richiesta, io lo faccio, ma bisogna che si assumano le responsabilità. Così Luca Zaia, grande soddisfazione invece poi nel centrodestra, casa Forza Italia per Raffaele Baratto, unico esponente degli azzurri, candidato agli uninominali a Treviso. Dobbiamo ancora andare a letto. È stata una lunga notte per Raffaele Baratto in attesa dei risultati definitivi. Poi quella percentuale, 44,8%, ottenuto dalla coalizione di centrodestra nel collegio uninominale di Treviso, che gli permette di conquistare un posto alla Camera dei Deputati. Una vittoria che vale doppio considerando il calibro di alcuni degli avversari, vedi Silvano Piazza del PD. Partiamo da un partito che era alle regionali il 3,9% e davvero un buon lavoro di squadra che io voglio ringraziare tutti di cuore perché hanno davvero lavorato. Abbiamo riportato il partito intorno al 10-11%, credo sia davvero un grande risultato. Un risultato dunque che soddisfa Forza Italia, che deve però fare i conti all'interno della coalizione con la netta vittoria della Lega, che inevitabilmente costringerà a rivedere gli equilibri interni. Noi che lavoriamo insieme nel territorio come centrodestra credo che sia un buon risultato per tutta la coalizione che adesso dovremo portare a livello nazionale per poi riportarla nel territorio. Parola ai cittadini adesso, come sempre su Antena 3, che pensano di questo stallo, quindi di questo voto che sostanzialmente dà o 2 vittorie o nessuna vittoria. Vediamo. Sarà difficile formare un governo, il Presidente della Repubblica darà verosimilmente l'incarico ai 5 Stelle e vediamo se riusciranno a fare qualcosa. Ho poca fiducia. Senza una maggioranza non si può fare grandi passi in avanti. Queste nuove votazioni possono dare un cambiamento finalmente all'Italia, anche se ho delle grandissime riserve in merito. Sono tutti desiderosi di concludere, di sistemare le cose. Adesso speriamo che si accordino. Ci basta un po' di buona volontà da entrambe le parti e tutto si risolve. Secondo me non cambierà molto per me. Per noi comuni mortali. Potrebbe essere che cambi qualcosa magari a livello istituzionale, ma non mi aspetto grandi cambiamenti. Io sono fiducioso, sono ottimista di mio e penso che troveranno delle buone alleanze da fare. Speriamo che finalmente facciano qualcosa di buono. È una vita che si dice così, come diceva Nordio, ancora dal tempo degli antichi romani. Speriamo che il miracolo avvenga.
Ora la cronaca, un duplice efferato omicidio. Ieri mattina è stata eseguita l'autopsia sui corpi di Anna Maria e Loris, i coniugi massacrati, ricorderete, giovedì nella loro abitazione Cison di Valmarino, esame che è terminato solo in serata. L'arma è un coltello con lama lunga. Diamo i dettagli. Duplice omicidio di Cison di Valmarino. È stata eseguita l'autopsia sul corpo dei due coniugi massacrati giovedì nella loro abitazione a Borgorolle. L'assassino si è accanito su Loris, 72 anni, sul corpo numerosi colpi di arma da taglio. Quella fatale è stata al lato del collo che ha provocato un'emorragia. Una mano feroce che si è accanita sull'anziano, ferendolo più volte anche all'addome. Poi ci sarebbero diversi traumi causati dalla caduta del 72enne in fondo ad una scarpata. Per la donna meno colpi, quello mortale è stato al torace. Entrambi hanno tentato disperatamente di difendersi, sia Loris che Anna Maria avevano diverse ferite da difesa sulle mani. Hanno provato a schivare i colpi di un assassino feroce. Per provocare quelle ferite c'è voluta anche una notevole forza. L'arma che avrebbe ucciso i due coniugi potrebbe essere un coltello con la lama lunga. Il modus operandi sarebbe lo stesso. Forse l'assassino, ma il condizionale d'obbligo potrebbe essere solo uno. Le indagini intanto continuano serrate e si attendono gli esami dei rilievi e degli accertamenti effettuati sabato dai RIS. L'abitazione e il giardino dove sono stati trovati i due anziani sono stati controllati metro su metro. Dell'arma ancora nulla. Intanto i carabinieri continuano a sentire amici, conoscenti e familiari di Anna Maria e Loris. Nelle prossime ore sarà ascoltato anche il figlio che vive in Germania e che ora si trova qui nel Trevigiano. Intanto rimangono aperte ancora tutte le piste. La figlia, secondo gli investigatori, dovrebbe ancora controllare se all'interno della casa sia stato portato via qualcosa. Per il momento sembrerebbe comunque che non manchi nulla. Un'abitazione modesta. Cosa cercava allora l'assassino e perché infierire così sull'anziano? Domande che attendono una risposta. Un giallo che deve essere ancora risolto per ridare ad un borgo e ad una cittadina la tranquillità di prima. Ora gli scontri nel derby di Vicenza-Padova lo scorso 27 gennaio con decine di perquisizioni che sono in corso da questa mattina da parte della polizia a ultra biancoscudati. Era il 27 gennaio scorso quando il derby Vicenza-Padova è iniziato così. Negli scontri tra opposte e tifoserie erano rimasti feriti anche dei poliziotti. Le indagini, condotte in stretta collaborazione tra gli agenti della Digos di Padova e Vicenza, hanno portato a far scattare questa mattina una serie di perquisizioni a carico di gruppi ultras padovani che dovranno rispondere di travisamento in occasione di manifestazione sportiva, possesso di oggetti atti ad offendere, lancio di materiale pericoloso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, manifestazioni esteriori del disciolto partito fascista, lesioni personali aggravate. Oltre a provocare gli scontri prima dell'inizio della partita, gli ultras padovani, tutti di estrema destra, avevano anche esposto striscioni e cartelli dal chiaro contenuto antisemita in spregio a una data simbolica, la giornata del ricordo. L'attentato incendiario al centro islamico della Stanga a Padova ha già individuato dai carabinieri l'autore. Un'indagine lampo. Poco più di 12 ore sono bastati i carabinieri di Padova per individuare il piromane che aveva tentato di appiccare le fiamme al centro islamico di Via Turazza nel quartiere della Stanga. Si tratta di un padovano di 57 anni, incensurato, estraneo, a quanto risulta sinora, ad ambienti estremisti. Una lite estemporanea, avrebbe spiegato l'uomo ai militari. In realtà un doppio tentativo partito sabato sera, quando era stato lasciato un cartone con un forte odore di benzina, la cui presenza era stata segnalata alla Digos, e completato nella serata di domenica, quando un uomo incappucciato, ripreso dalle telecamere, aveva appiccato il fuoco dopo essersi acceso una sigaretta. Un incendio spento sul nascere da una pattuglia di carabinieri che si trovava a passare nei pressi, che ha suscitato grande preoccupazione in città. E ora a Tarso la prematura scomparsa di una giovane di appena 24 anni stroncata da una malattia rara. Si era sposata 4 mesi fa per suggellare l'amore con il suo Valentino, ma anche per affermare con tutta la sua forza la voglia di vivere che, malgrado la malattia, non l'aveva mai abbandonata. Tutti a Tarso hanno sperato in un miracolo per Maila Casagrande, giovane commessa morta ad appena 24 anni domenica in ospedale a Vittorio Veneto per la malattia rara che da un anno i medici cercavano di contrastare con tutte le cure disponibili. La ragazza lavorava in un negozio a Carpesica, non aveva voluto interrompere la sua vita malgrado le condizioni di salute
sempre più precarie, tanto da aver voluto addirittura sposare il suo ragazzo alla fine dell'anno scorso con rito civile, ripromettendosi poi di scambiarsi le loro promesse in chiesa. Ma non ce n'è stato il tempo. Maila è morta lasciando nel dolore il marito, il padre Stefano, la mamma Vania e i fratelli Davide e Isaia. I funerali della 24enne saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Tarzo. Ci fermiamo per qualche istante, poi vedremo anche il blitz di Moreno Morello di Striscia questa mattina negli studi di Antena 3. Torniamo in diretta, cronaca ancora, nascondeva in auto un coltello di 17 cm, un 22enne residente in Alpago è stato fermato dalla squadra volanti della polizia, domenica sera lungo via Feltre a Belluno, procedeva in modo incerto e per questo gli agenti gli hanno intimato lo stop. Il giovane non ha saputo spiegare la presenza della lama in macchina e per questo una volta in questura è stato denunciato all'autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di armi. È stato inoltre sottoposto a esami del sangue il sospetto, visto che era in possesso di 2 macina marijuana e che guidava anche sotto stato d'effetto di stupefacenti. È stata ritirata a lui la patente, ovviamente poi la segnalazione alla prefettura. Adesso l'operazione antidroga condotta dai carabinieri invece nella bassa padovana. Un'indagine lampo. Poco più di 12 ore sono bastate ai carabinieri di Padova per individuare il piromane che aveva tentato di appiccare le fiamme al centro islamico di Via Turazza nel quartiere della Stanga. Si tratta di un padovano di 57 anni, incensurato, estraneo, a quanto risulta sinora, ad ambienti estremisti. Una lite estemporanea, avrebbe spiegato l'uomo ai militari. In realtà un doppio tentativo partito sabato sera, quando era stato lasciato un cartone con un forte odore di benzina, la cui presenza era stata segnalata alla Digos, e completato nella serata di domenica, quando un uomo incappucciato, ripreso dalle telecamere, aveva appiccato il fuoco dopo essersi acceso una sigaretta. Un incendio spento sul nascere da una pattuglia di carabinieri che si trovava a passare nei pressi, che ha suscitato grande preoccupazione in città. Fuori programma questa mattina la voce del mattino, quando all'improvviso, durante l'intervista di Fabio Fioravanti a Maurizio Sarlo, fondatore del comitato organizzatore Etico per un mondo migliore, ha fatto irruzione Moreno Morello di Striscia. Oh, che meraviglia! È arrivato. Buongiorno, salve. Non so come. Stavo ascoltando. Venga avanti. Salve. Spero. Ma sì, una bella trasmissione. Morello, se si vuole accomodare. Salve. Dove volete? Voi non so come sono le inquadrature. Al posto di Gallura News abbiamo Moreno Morello. Se si può sedere qua? Mi siedo là, va bene. Così vicino al dottor Scusi, sono entrambi suoi? Salve, dottore. Sono entrambi suoi, scusi? Sì, sono miei. No, chiedo perché siccome mi è inventata una... Già mi capita una volta di vedere Morello arrivare in trasmissione. Beh, insomma è un bel assist, no? Un bel assist. Le fa piacere? Ma no, per lei dico è un bel assist. No, sì, per me sì, spero che faccia piacere anche lei. Io mi siedo di qua, non sto troppo vicino alle carte perché so che c'è riservatezza. Credevo al cane, io volevo stare vicino al cane, poverino. Ho capito. Dottore, noi ci siamo visti l'ultima volta a settembre, quando era la data famosa, perché bisognava raggiungere delle condizioni per avere i 1500. Bene, quelle condizioni tutti sapevano che erano raggiunte il 18 settembre. Fino al 16 tutti di tutta Italia sono stati invitati a collegarsi in streaming, è vero o no? Per sapere come sarebbe stata strisciata la carta. Ebbene, lei è venuta alla conferenza stampa e ha detto che quelle condizioni non si sono verificate. Per quale motivo? L'ho detto? Mancavano metà dei soldi. Ma sono non ho detto che mancavano metà cosa mancava? No, ma mi tiri fuori la registrazione dove ho detto... No, ma lei sta dicendo che ho detto che mancava la metà dei soldi e non è vero, sta dicendo una menzogna. E allora perché non? Se no me la tiri fuori che l'ho detto? Guarda che se vuole che tiri fuori le cose facciamo prestissimo e tiro fuori tante di quelle cose. Il motivo l'abbiamo spiegato. Ci sono state delle condizioni burocratiche tali, istituzionali, che ci hanno consigliato possiamo spiegarle? Ci sono delle indagini in corso, ci sono delle cose che non si possono spiegare purtroppo. Tema di cui ovviamente hanno discusso questa mattina, che riguarda l'attività di Maurizio Sarlo. Ora alla casa di riposo Zalivani, dove nel fine settimana il coro Avis ha intrattenuto le anziane ospiti con i canti popolari. Il
dono a 360 gradi, quello dei volontari Avis, non solo quello del sangue dunque, ma anche quello del tempo, offerto in un pomeriggio di svago e leggerezza alle ospiti della residenza per anziani Zalivani di Treviso. Oggi per noi è una giornata importante perché il coro dell'Avis ha mandato qui le voci del Sile per fare queste esibizioni alle nostre signore. Sono circa una quarantina di uomini, quindi le dirò che per il nostro ambiente solo femminile oggi c'è un tocco diverso. Cerchiamo di condividere questi momenti di felicità, di gioia con i nostri residenti che hanno la possibilità di avvalersi di questo tipo di incroci che sono sicuramente piacevoli e di grande entusiasmo, che loro assorbono veramente con grande piacere, fanno dei pomeriggi straordinari con queste core splendide che sono questo coro del Sile. E per le anziane ospiti anche il dono di una rosa rossa, simbolo proprio dell'Avis, un anticipo di festa della donna e di primavera che ha contribuito a rendere speciali le ore trascorse ad ascoltare i canti popolari. Allora è tutto, vi ricordiamo soltanto che questa sera c'è 20:10, ovviamente continueremo un po' l'analisi del dopo voto, che cosa succederà, gli scenari, con il politologo Paolo Feltrin, quindi appuntamento a 20:10 questa sera. Tra poco c'è ore 13, non dimenticatelo, con Francesca Bozza, anche qui parleremo ovviamente di elezioni con Venemiano Sartor, Paolino Barbiero e altri. Adesso previsioni meteo, ci rivediamo a partire dalle 18:30, buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bentrovati a un nuovo appuntamento con il meteo di Antenna 3. Sarà una giornata grigia e piovosa un po' su tutto il territorio delle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 6 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto su tutti i settori, anche con precipitazioni associate possibili per tutto l'arco della giornata, localmente di moderata intensità. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, mentre le massime saranno oscillanti tra i 4 e gli 8 gradi circa. Sul Friuli Venezia Giulia il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, anche qui con piogge frequenti durante la giornata, a tratti moderate o forti. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, massime invece tra 5 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà diffusamente nuvoloso anche su questa regione con precipitazioni sparse ma frequenti. Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 6 gradi, massime invece oscillanti tra 9 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per oggi è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.